Un'altra questione che riguarda invece le tasche di tutti i cittadini e non solo, è un allarme che è stato lanciato ormai da tempo, quello del caro energia. Se è vero che la pandemia, forse l'emergenza della pandemia forse sta venendo, c'è un'altra emergenza ed è un'emergenza forse ancora più concreta. Ne parliamo con, e lo ringrazio, Marco Zecchinelli, presidente di Confapi Venezia. Buongiorno. Grazie a voi per l'invito. Allora, questo caro energia che spinge, lo vedremo più tardi, ad esempio qualche ristoratore, è successo ieri a Padova, a fare la cena a lume di candela per risparmiare sulla bolletta, ma poi insomma tutte le attività che sono in ginocchio. Com'è la situazione? Allora, facciamo una premessa e diciamo che la situazione economica è in questo momento estremamente incoraggiante, perché va ricordato che il PIL, secondo l'ultimo dato rilasciato dall'Istat per il 2021, è cresciuto del 6,5. Non si vedevano crescite del genere dal 1976, quando avevamo fatto un 6,6, e siamo quasi ai livelli pre-pandemia dell'ultimo trimestre del 2019. Su tutto questo purtroppo grava una gravissima incognita, che è, oltre al costo delle materie prime e alla loro difficile reperibilità, anche il problema dell'energia elettrica, perché se noi prendiamo come dato di riferimento il PUN, che è il prezzo unico dell'energia elettrica, oggi per le imprese, e mi riferisco ovviamente come imprenditore alla situazione delle nostre PMI, abbiamo costi che sono 6 volte superiori rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. Quindi una situazione che grava anche sulle nostre produzioni e poi impatta fortemente sulla nostra incapacità come sistema manifatturiero, principalmente terzista, di scaricare questi maggiori oneri sui nostri committenti. Cosa vi dicono i vostri associati? Cosa vi raccontano? Abbiamo per esempio raccontato qualche tempo fa, quando si stava tornando dalle ferie natalizie, di aziende che cercavano di modificare addirittura i turni di lavoro per lavorare di notte, per spendere meno. Insomma, è questa la situazione? Allora, i nostri associati ci dicono da un lato che stanno cercando di rimediare per come è possibile. Chiaramente l'ipotesi di lavorare la notte quando il costo energetico diminuisce è senz'altro un'opzione, tenendo presente che poi ci sono anche tutti dei problemi legati poi alla disponibilità della forza lavoro. I nostri associati ci dicono anche che purtroppo l'intervento governativo fatto, l'ultimo intervento fatto con il rilascio del decreto Sostegni Ter, non è assolutamente sufficiente, perché il governo che cosa ha fatto? Ha azzerato i cosiddetti oneri generali di sistema, ma noi come Confapi abbiamo rilevato che purtroppo questo incide solo per il 10% del valore della bolletta, quindi gli interventi che devono essere messi in campo sono decisamente superiori, devono essere decisamente superiori. Quindi bisogna andare con delle politiche espansive. Ecco, di bilancio. Qual è l'ultima spiaggia? Cioè, a livello di tempi, è una cosa da fare, come si dice, ieri, ormai? Allora, assolutamente, ci sono due direttrici principali. Una direttrice è sul breve termine, dove ovviamente bisogna che lo Stato metta in campo risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate per l'azzeramento degli oneri di sistema. Dopodiché è necessario senz'altro un cambiamento del pricing dell'energia elettrica, perché dobbiamo ricordare che il parametro sul quale si basa il prezzo dell'energia elettrica è quello del gas. Ma se prendiamo l'Italia, il 40% dell'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, quindi, come è facilmente immaginabile e diciamo è di comune cognizione, che l'acqua che scorre, quindi l'energia dall'idroelettrico, e il sole ovviamente non variano di prezzo, quindi questa cosa qui il governo deve fare in modo che il pricing sia sia fatto salvo da certe manovre speculative che chiaramente incidono sul prezzo e appesantiscono la nostra capacità di produzione. E dopodiché vi sono degli interventi da fare sul lungo termine, che sono relative per esempio all'incremento dell'estrazione del gas in Adriatico, come già stanno facendo i croati, e chiaramente una nuova politica energetica che comprenda anche il nucleare.
Ecco, tra l'altro tema molto, molto importante questo ovviamente, su cui c'è un gran dibattito. Lei diceva prima, tutto questo capita in un quadro che invece sarebbe favorevole. Assolutamente sì, perché come citavo appunto il dato del PIL, l'Italia ha evidenziato, cosa diciamo imprevista, ha evidenziato una capacità di gestione dell'economia nella fase pandemica che altri paesi europei non hanno manifestato. Questo chiaramente è un dato che per noi è centrale, ma bisogna, ed è qui che il governo e l'iniziativa del governo diventa importante, bisogna rendere strutturale questa crescita, che si rende strutturale con, come ripetevo prima, politiche espansive di bilancio e poi con un impiego delle risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripartenza e resilienza, che chiaramente deve essere un impiego di risorse oculato e, per come diciamo noi di Confapi, anche legato alla parte formativa e della forza lavoro. Ecco, la formazione è un altro tassello molto importante su questo. Assolutamente, il nostro presidente Maurizio Casasco, nelle interlocuzioni che ha avuto sia con il ministro Giorgetti che poi direttamente con Draghi, ha posto come centrale l'elemento della formazione, perché vi è un fortissimo mismatch tra le richieste delle aziende e le professionalità che invece sono disponibili sul mercato del lavoro. Tra l'altro, in una fase in cui le produzioni stanno cambiando molto rapidamente, in cui l'industria 4.0, il 4.0 ha inciso anche sulle nostre produzioni rendendole più sofisticate, oggi abbiamo bisogno di operatori che siano qualificati anche rispetto a queste nuove tecnologie. Purtroppo la scuola da questo punto di vista già aveva un gap che deriva da anni precedenti, ma chiaramente questa cosa si è ancora più ampliata man mano che le nostre produzioni diventano più sofisticate. Grazie mille, allora, grazie al presidente di Confapi Marco Zecchinelli per questo focus importante sulle imprese e su questa emergenza che, come diceva lei, deve essere affrontata anche subito per tamponare le difficoltà delle piccole e medie aziende, insomma il nostro tessuto connettivo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.